Chi comanda nella mafia dopo la morte di Totò Riina, a differenza di altre organizzazioni criminali, Cosa Nostra non può rinunciare a dotarsi di un nuovo capo. Ma la successione di Totò Riina presenta aspetti problematici ed è a rischio di forti tensioni che potrebbero sfociare in atti di forza con pericolose ripercussioni nell'immediato. A lanciare l'allarme è l'ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, secondo cui nel frattempo l'organizzazione continuerà verosimilmente a essere caratterizzata da un organismo collegiale provvisorio, costituito dai capi dei mandamenti urbani più forti e rappresentativi, con funzioni di consultazione e raccordo strategico. Improbabile, dicono gli analisti della DIA, che a succedere al boss corleonese sia il superlatitante trapanese Matteo Messina Denaro, pur essendo egli esponente di maggior caratura tra quelli non detenuti, ed in grado di costituire un potenziale riferimento anche in termini di consenso a livello provinciale. In primo luogo i boss dei sodalizi mafiosi palermitani, storicamente vertici dell'intera organizzazione, non accetterebbero di buon grado un capo proveniente da un'altra provincia. Poi Messina Denaro negli ultimi anni si sarebbe disinteressato delle questioni più generali attinenti Cosa Nostra, per poter meglio gestire la latitanza e semmai gli interessi relativi al proprio mandamento e alla corrispettiva provincia. Lo stesso Rina, intercettato in carcere, se ne era lamentato. C'è da tenere conto anche di un generale senso di insofferenza verso la leadership corleonese, ormai povera e decimata, la cui maggioranza è costituita da boss detenuti in espiazione di pene definitive all'ergastolo e ristretti in regime speciale. Né può escludersi che giovani capi emigrati in via di affermazione sfruttino la situazione e cerchino spazi per imporsi, entrando in conflitto con anziani uomini d'onore. Nel conto, sempre secondo la DIA, vanno messe pure le contraddizioni di un'organizzazione chiamata oggi a misurarsi con i discendenti dei cosiddetti scappati, i perdenti sopravvissuti alla guerra di mafia vinta da corleonesi. Per avere salva la vita furono costretti a trovare rifugio all'estero, in particolar modo in Nord America, ma ormai molti di loro, da qualche tempo tornati a Palermo, potrebbero pensare di consumare le proprie vendette, riappropriarsi del potere mafioso. L'analisi della DIA si sposta poi sulle amministrazioni locali. Le 55 denunce per scambio elettorale politico-mafioso registrate nel 2017 testimoniano il permanere di un pericolo latente nell'ambito delle amministrazioni pubbliche che nel prossimo futuro potrebbero tradursi in nuovi casi di scioglimento di enti locali. La partita si gioca oggi più che mai su più fronti.